Noi siamo preoccupati perché i lavoratori agricoli non sono stati inseriti nel decreto ristori, non c'è stato un bonus, un ristoro per loro. Stagione devastante quella del 2020 in cui a causa dell'emergenza sanitaria sono state perse in Italia 2 milioni di giornate lavorative. Nel Vicentino coinvolti 5.000 lavoratori che hanno risentito del calo drastico sulle buste paga senza beneficiare di sostegni e senza avere la possibilità di richiedere gli ammortizzatori sociali. Tra i punti fermi rivendicano il bonus per gli stagionali e la sua compatibilità con il reddito di emergenza, l'estensione della NASPI ai dipendenti di cooperative e dei loro consorzi. Sono lavoratori che operano nel settore del florovivaismo, nelle fattorie e negli agriturismi. Abbiamo detto al prefetto che abbiamo un problema che non è conosciuto. In agricoltura c'è anche l'agriturismo, quello che tutti noi conosciamo come un luogo dove andiamo a mangiare delle buone pietanze. Bene, l'agriturismo applica il contratto agricolo. Il contratto agricolo quindi, in questo caso per i lavoratori, non ha previsto, il governo non ha previsto di dare dei ristori a questi lavoratori. Mentre per i colleghi che hanno lavorato magari in un esercizio commerciale, in un ristorante, sono stati previsti, per loro non c'è nulla.